candidato che noi andremo a proporre questa sera, che sarà appunto, che dovrà affrontare tutta l'avventura assieme appunto alla squadra e alle persone che abbiamo detto prima, è Mario Conte. Al K3 la presentazione del candidato sindaco della Lega Nord Mario Conte, capogruppo del Carroccio ai 300, sala piena, vertici del partito schierati. Avete scelto un candidato dei quartieri? È vero. Sei sicuro di questa scelta? È una scelta storica, ma ricordo che il 90% dei residenti vivono nei quartieri e nei quartieri è dove ci sono le difficoltà maggiori e dove la gente veramente chiede aiuto sotto tutti i punti di vista. Siamo riusciti a trovare quel candidato che forse tutti quanti dicevano ma sarebbe meglio uno più vecchio, uno più giovane, uno di qua, uno di là. Candidato che vuole il cuore, bisogna che si lo senta dentro. L'asso lo cala Zaia. Una deroga che inizia qua e finisce qua la farei. Quindi datevi da fare che anche la nostra lista Zaia ci sarà. Lista Zaia che rafforza la candidatura di Conte, ci si aspetta che Forza Italia torni sui suoi passi, di certo da oggi le trattative si riaprono. È chiaro che da qua si parte con un tavolo di trattative su tutto il Veneto, si apre un tavolo. È chiaro che la Lega propone e si propone. Ha ragione, siamo il primo partito. Lanciamo questa offerta pubblica di alleanza, quindi questa non è una prova muscolare, anche se la sala era strapiena, è la volontà di dire che chi condivide il progetto è assolutamente ben accetto. Gentilini? Gentilini è ovviamente una realtà con la quale bisogna dialogare. Spero che innanzitutto i partiti del centrodestra dicano la loro, se ci sono idee, se ci sono candidati, se ci sono proposte. È una casa aperta e trasparente quella della Lega e poi cominciamo. Quanto alle risposte da dare ai cittadini, Conte ha già le idee chiare. Ci chiedono maggiore sicurezza, ci chiedono più pulizia e poi c'è da dare una visione di città ad ampio raggio.